Viaggiare sicuri è stato l'obiettivo di una serie di controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie della Sicilia. Lo scorso 31 ottobre, gli agenti della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati nella giornata dedicata all'operazione organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria e finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite. Gli agenti, con l'ausilio delle unità cinofile anti-esplosivo ed antidroga della Questura di Palermo, hanno effettuato i controlli, equipaggiati di smartphone di ultimissima generazione, per verifiche più rapide sulle persone e sui documenti, e di metal detector, per gli accertamenti sui viaggiatori e i loro bagagli. L'attività, a livello regionale, è stata coordinata dalla sala operativa compartimentale della Polfer che ha dislocato le pattuglie nelle aree più sensibili dei diversi scali ferroviari siciliani e secondo le necessità operative del momento.